Loredana Attanasiu, corsi di trucco semipermanente, extension ciglia, microblending sopracciglia, trucco permanente labbra, a Jesolo, Piazza Drago, Torre Elliott. Buongiorno e ben ritrovati in una nuova edizione del TG Web in Nuovo Terraglio. Apriamo con la giornata mondiale dell'ambiente che si celebra domenica 5 giugno. Come recita lo slogan della campagna Only One Earth, nell'universo ci sono miliardi di galassie. Nella nostra galassia gravitano miliardi di pianeti, ma di Terra ce n'è una sola. Oggi più che mai è importante cercare di vivere in modo sostenibile, in armonia con la natura e rispettando la biodiversità. Abbiamo una sola casa, la Terra, e allora prendiamocene cura insieme. Una giornata, quella del 5 giugno, che ha un'importanza fondamentale, soprattutto ora che ci si sta rendendo conto delle emergenze in atto. Per uscire da questa condizione critica è necessario trasformare le nostre economie e le nostre società, ritrovando una sostenibilità alla quale tutti noi possiamo contribuire attraverso un cambiamento del nostro comportamento. È in questo contesto che si colloca l'importante convegno nazionale della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice dal titolo La trasformazione sostenibile, ambiente, economia e società, le sfide che ci attendono, le azioni possibili, che si svolgerà sabato 11 giugno presso la Fondazione Giorgio Cini di Venezia. I nostri comportamenti diventano essenziali anche per incentivare l'utilizzo di mezzi meno inquinanti. È per questo che in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente le Ferrovie dello Stato hanno previsto una singolare iniziativa che prevede uno sconto del 50% sui biglietti dei treni regionali acquistati sui canali digitali. Mare, montagna, città d'arte, borghi, un giro in bicicletta fuori porta, ovunque si vada, l'importante dunque è lasciare l'auto a casa e godersi una domenica senza stress da traffico, facendo soprattutto del bene all'ambiente e a noi stessi. La Giunta regionale del Veneto ha approvato l'articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno per le donne vittime di violenza. In Veneto sono 26 i centri antiviolenza attivi e 38 gli sportelli presso cui le donne possono rivolgersi. La rete comprende anche 28 case rifugio per 76 camere in totale, presso cui le donne possono trovare accoglienza anche accompagnate dai figli minori ed essere messe nelle giuste condizioni di sicurezza in tempi rapidissimi. Voltiamo ora a pagina e parliamo di medicina con Innova Biomed, il convegno tenutosi a Verona lo scorso 24-25 maggio che ha visto la partecipazione di scienziati e realtà imprenditoriali che molto stanno investendo su ricerca e tecnologia per la salvaguardia della salute dell'uomo. Presente al convegno anche la Atitech, una società impegnata nel mediare e facilitare i rapporti scientifici e commerciali nel mondo del medtech, pharma e digital health. Abbiamo incontrato il suo fondatore e amministratore delegato, il dottor Elliot Shuba, conoscitore della medicina israeliana da sempre all'avanguardia a livello mondiale. Pur essendo il nostro paese una vera eccellenza in ambito medico rispetto ad Israele, qualcosa ancora possiamo imparare. L'Italia sta crescendo tantissimo sui dispositivi medici, si possono fare grandi sinergie. A Innova Biomed abbiamo percepito un grandissimo spirito di innovazione, voglia di rischiare, di sganciare alcuni stereotipi che frenavano l'innovazione e il coraggio. Parliamo un po' di quello che potrebbe agevolare la vita anche in Italia, un po' come succede anche per i pazienti israeliani. Lo scambio dell'informazione, la velocità dell'informazione ormai è digitale. Dobbiamo sbloccare questo cloud nazionale dove possiamo mettere la cartella clinica da quando siamo nati. Quindi come funziona la cartella clinica digitalizzata in Israele e come potrebbe funzionare in Italia? Il paziente, se sta bene, dà il suo, si chiama Teuda Zut, la carta di identità digitale, loro la cliccano e esce fuori da quando è nato tutti gli esami e tutto quello che prende ben scansionato. Ci sono ovviamente tutte le immagini, le medicine che prende, se va in farmacia il farmaco va caricato nella sua cartella clinica, oppure se non è in grado di parlare viene scansionato l'occhio e si riconosce la persona.
Ci spostiamo ora a Treviso, dove mercoledì 1 giugno in piazza Martiri di Belfiore è stato inaugurato il monumento ai Cavalieri. Una cerimonia molto suggestiva alla quale hanno partecipato numerosi associati, oltre ad autorità civili, militari e religiose. La scultura di Giorgio Bortoli raffigura 3 cavalli realizzati in acciaio Corten e intende rappresentare l'impegno sociale dei molti italiani che negli anni sono stati insigniti del titolo di cavaliere per essersi distinti per il loro impegno in ambito lavorativo, sociale e filantropico. Un monumento che in questo caso ha un duplice significato, come ci spiega il sindaco di Treviso, Mario Conte. Ringrazio l'UNCI per aver accettato questa location che io ritengo particolarmente importante per i valori che esprime. Qui siamo in un luogo simbolo della rigenerazione urbana e credo che in un periodo con questa crisi di valori abbiamo bisogno anche di rigenerazione sociale. Chi meglio dell'UNCI può esprimere questi valori con delle persone straordinarie che negli anni sono state insignite col cavalierato perché hanno rappresentato dei valori fortissimi per la nostra comunità. L'inaugurazione si è tenuta anche nell'ambito delle iniziative legate alla Festa della Repubblica, celebrata il 2 giugno. Una festa che, come ha ricordato Angelo Sidoti, prefetto di Treviso, quest'anno riveste un significato ancora più rilevante. È un momento di festa di popolo di tutti gli italiani ed è un simbolo, il simbolo in cui noi ci riconosciamo, il tricolore, e i simboli sono importanti perché richiamano i valori della nostra Carta Costituzionale, i nostri principi di italiani e in questo momento in cui ce n'è veramente bisogno e in cui tutti quanti agogniamo alla pace. E chiudiamo questa edizione ricordando un'altra importante ricorrenza, perché quest'anno il 5 giugno è anche la giornata nazionale dello sport. La celebriamo con l'argento ai campionati universitari americani di Virginia Scardanzan, 24enne di Preganziol, che ha portato letteralmente in alto il valore dello sport veneto oltreoceano. Bene, per questa edizione è tutto, vi ringraziamo dell'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Grazie e arrivederci. Loredana Attanasiu, corsi di trucco semipermanente, extension ciglia, microblending sopracciglia, trucco permanente labbra, a Jesolo, Piazza Drago, Torre Elliott.